Grazie Presidente. Nell'attesa che in Europa, magari approfittando del futuro semestre italiano, si vada a modificare la direttiva 18/2001 introducendo anche criteri socio-economici oltre a quelli della salute e dell'ambiente, tra quelli utilizzabili per chiedere la clausola di salvaguardia, e su questo auspico vivamente che si giochi la prossima campagna elettorale per le europee di tutte le forze politiche alle quali è rimasta un po' di credibilità. Nell'attesa che il Governo smetta di lavarsene le mani accogliendo i numerosi appelli provenienti dal Parlamento stesso e prenda dei provvedimenti forti e non solo di facciata, come stanno facendo altri Stati europei, non possiamo non riconoscere il lavoro portato avanti finora dall'assessore, che ha trovato una soluzione provvisoria che ci tutela quantomeno dalle temute semine di quest'anno, a patto di valutare un inasprimento delle sanzioni previste per i trasgressori. Concludo accennando anche che auspichiamo vivamente da oggi si lavori al nuovo piano di sviluppo rurale, focalizzandosi su misure che vadano nella direzione di favorire l'agricoltura biologica, magari prevedendo almeno il 20% di superficie agricola utilizzata bio entro il 2020 e avendo un occhio di riguardo per le filiere agroalimentari, disincentivando ad esempio le filiere che utilizzano mangimi OGM. Grazie.